Oggi per il nostro Paese il Governo ha assunto la non scontata decisione di proclamare il lutto nazionale. E così è stato un venerdì di lutto nazionale anche nella Marca, che ha voluto manifestare pure attraverso i simboli tutto il proprio cordoglio per l'immane tragedia di Lampedusa. Un minuto di silenzio nelle scuole di ogni ordine e grado e bandiera a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici. Qui siamo a Treviso, la prefettura in Piazza dei Signori, la sede municipale di Cassugana, gli uffici dell'Inps in Viale Trento e Trieste. Dai pennoni del municipio di Conegliano alle penne nere che a Udine hanno ricevuto dalla brigata alpina Giulia di rientro dall'Afghanistan il tricolore a suo tempo donato dalla sezione coneglianese dell'ANA. L'Italia oggi si inchina di fronte ai caduti, perché penso che si possano definire così, nelle acque di Lampedusa. Questo è il palazzo comunale di Vittorio Veneto. L'Europa deve fare le pressioni dovute ai governi del Medio Oriente proprio per fermare questa immigrazione di morte. E gli europarlamentari trevigiani promettono di portare il caso a Bruxelles. Qua bisogna prendere una decisione e dire dobbiamo soccorrerli, andiamo anche a prenderli piuttosto, spenderemo meno e daremo maggiori garanzie. E io spero che questo sia un segnale, forte per poter prendere in mano questa situazione su questo confine europeo che non è più italiano e basta.